Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Io compro Siciliano Live. Buon inizio settimana, buon lunedì 4 maggio, che possa essere questo l'inizio della riapertura e della corsa per quello che riguarda le nostre attività e la nostra voglia di rialzarci con un nuovo spirito, che è uno spirito di coscienza, rivincita, con un modo consapevole di poter affrontare ancor meglio tutto quello che verrà. Noi siamo felici di aprire questa giornata e come sempre non può mancare il nostro buongiorno, che viene dato così. Grazie 171.766 volte, grazie ancora per la conferma della vostra fiducia. Continuiamo ad avere nuovi membri che si inseriscono all'interno del gruppo di Io Compro Siciliano. Devo dire, da ieri abbiamo inserito questo form che serve per iscrivere le vostre aziende, le vostre attività su quello che poi sarà il grande database che accoglierà tutte le vostre richieste appunto per far parte di questa grande rete che mette in comunicazione, come sapete, i consumatori, i produttori, le aziende, questo incontro fra domanda e offerta. Questo form lo troverete, che potete quindi compilare, lo troverete sia sulla pagina di Io Compro Siciliano, sia sul gruppo. Lo troverete nella parte in alto, quindi sarà semplice compilarlo, o altrimenti potete farlo anche andando sul sito www.iocomprosiciliano.com e troverete immediatamente il modo che vi riporterà proprio sulla scheda da compilare. Molti ci chiedono se è possibile compilare le schede anche se non si è possessori di partita IVA. Assolutamente sì. Quindi potete farlo, potete iscrivere, chiedeteci anche informazioni per qualsiasi dubbio o perplessità e noi saremo ben felici di rispondervi. Sapete che la mail di riferimento è info@iocomprosiciliano.com. Così, come vi diciamo, continuate a scrivere e a proporci le vostre idee, perché noi siamo ben felici di accoglierle, e quella mail di riferimento è proposte@iocomprosiciliano.com. Bene, noi siamo pronti per iniziare questo lunedì. Lo facciamo portandovi in nella realtà di un grande evento che si svolge a Palermo, ed è la più grande fiera del sud di settore. Noi stiamo parlando di un grande appuntamento che è Expo Cook. Noi abbiamo ospiti i 3 organizzatori dell'evento. Partirei subito dal dottor Francesco Fontana ed ancora il dottor Fabio Sciortino e il professor Francesco Lipari, che dovrebbe dovrebbe agganciarsi in diretta forse fra qualche istante, perché si trova proprio in sede di esami. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo presentare quelle che sono la vostra esperienza professionale. Il dottor Fabio Sciortino è il project manager di Expo Cook e il dottor Francesco Fontana invece è il public relation officer, l'addetto alle pubbliche relazioni. Entrerà appunto fra poco anche il professor Francesco Lipari, che tra l'altro è docente presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri di Ristorazione. Proprio oggi tra l'altro so che c'erano degli esami e per cui entrerà fra poco in diretta. Io volevo ringraziarvi per la vostra presenza di oggi e dire prima di qualsiasi altra cosa complimenti, perché Expo Cook è veramente un grande appuntamento perché rappresenta cooking show, chef stellati, cene gourmet, masterclass, seminari, tendenze, veramente tutto quello che riguarda il mondo del settore
ristorazione, quindi è un punto di riferimento non solo italiano ma anche europeo, mondiale, perché poi ci parlerete anche di quello che riguarda l'accoglienza di tutti i paesi che arrivano appunto a Expo Cook. Ma vorrei partire con voi da una riflessione. Expo Cook sposa pienamente quello che è il senso della rete, quanto importante sia mettere insieme le forze per affermare, sponsorizzare, spingere quella che è l'economia a partire da quella che è l'economia locale. Devo dire, la vostra è la stessa filosofia poi di Io Compro Siciliano, così come anche di altre realtà, che è proprio quello di creare sinergicamente la forza per dare possibilità in più di creare economia. Io partirei da voi dicendo un po' come nasce e quando nasce questo meraviglioso progetto di Expo Cook. Allora, partiamo, io non sento il dottor Shortino, non la sento, partiamo dal dottor Fontana. Dottor Fontana. Salve, da dove parte? Parte da un'idea, parte da un'esigenza di dare alla città un evento che mancava, che un po' nelle grandi capitali italiane esistono eventi di questo tipo da molti anni, da molte edizioni. Anche in Sicilia ne fanno qualcuno, dico, ma Palermo come città mediterranea non aveva un'opportunità di questo tipo, quindi parte da questo tipo di visione e devo dire poi la condivisione del progetto ha fatto sì che lo ha reso grande, perché laddove la bontà del progetto ha sposato la rete delle aziende e di chi poi nell'indotto ha voluto fare squadra. Mi viene in mente pure una grande macchina organizzativa che da sempre è stata la partnership di Expo Cook ed è l'Istituto Alberghiero Pietro Piazza, no? Quindi andando a coinvolgere tutto quello che può essere e che possono essere le forze sane di settore e tutto quanto, poi alla fine la strada si è indirizzata verso questa conferma e questo successo dell'evento. Rivedo il dottor Shortino in collegamento. Sentite adesso? Sì, la sentiamo bene. Okay. Dottor Shortino, parlavamo con il dottor Fontana di quanto importante sia Expo Cook rispetto a quella che è la riflessione che facciamo tra l'altro spesso in queste giornate con gli amici anche di Io Compro Siciliano, che è quello di creare appunto l'importanza di creare questa rete. Dicevo, quando nasce, come nasce Expo Cook e poi quanto poi tra l'altro sia importante creare economia, perché qua quello che è chiaramente l'indotto legato all'organizzazione dell'evento diventa un sistema importante. Ma guarda, Expo Cook nasce proprio con questa idea, cioè noi abbiamo pensato a Expo Cook come un qualcosa che appunto desse il risalto fondamentalmente soprattutto alle aziende siciliane, perché sai, quando è partita Expo Cook pensavamo volavamo molto basso, come lo vogliamo tuttora, per cui pensavamo a un discorso prettamente siciliano, quindi dare la possibilità a delle aziende che siano aziende produttrici piuttosto che aziende che commercializzano e che quindi producono anche attrezzature e quant'altro, comunque siciliane, di dare questa possibilità di avere una vetrina un po' più vasta e importante. Poi chiaramente si è evoluto e cresciuto in maniera smisurata, magari anche noi stessi siamo stati un attimino presi così, non ci aspettavamo realmente che in 4 anni un evento del genere potesse diventare il punto di riferimento per il sud Italia del food in generale. Evidentemente nella vita nulla viene per caso, evidentemente abbiamo lavorato bene, ogni tanto bisogna anche darsi un pizzico assolutamente come definire, ma anche di gratificazione rispetto a quelle che sono
No, ma anche gratificazioni rispetto a poi quelli che sono gli impegni. Gratificazioni, assolutamente sì, perché ripeto, noi veramente nasceva il tutto per dare risalto fondamentalmente a un discorso prettamente siciliano. Poi ci siamo visti comunque arrivare aziende da tutte le parti d'Italia, le aziende hanno veramente creduto nel nostro progetto, nella bontà del progetto. E sai, quando poi dopo la terza edizione cominciano ad arrivare aziende del calibro di Barilla, piuttosto che Electrolux, piuttosto che Unox, piuttosto che guarda, veramente nominati tutti, cioè, 250 aziende avevamo quest'anno. Ripeto, è un qualcosa che sa un po' del miracoloso. Se poi lo mettiamo in un contesto come quello di Palermo, dove bene o male chiaramente qua siamo la patria del food, dei dolci, tutto quanto, però per quanto riguarda infrastrutture e situazioni varie, insomma, abbiamo un po' di carenze, per cui siamo riusciti a fare un qualcosa di miracoloso che è stato apprezzato dalle aziende. E io dico sempre quello che dicevamo un attimino un po' con tutti gli imprenditori con cui che partecipavano a Expo Cook. Noi puoi partecipare tua azienda alla fiera più bella del mondo, magari a Dubai, dove anche gli stand sono tutti dorati, però magari non fai affari perché poi magari non si sa. Noi comunque a Palermo siamo riusciti a fare un evento discretamente bello, ci danno oggi atto e comunque veramente nei 4 anni abbiamo fatto degli eventi molto carini, molto belli, ben fatti e ben organizzati, ma la cosa importante, quella che veramente ci riempiva d'orgoglio, è che a fine fiera avevamo imprenditori che venivano a ringraziarci, a baciarci, e qualcuno, credimi, ancora oggi mi viene la pelle d'oca quando ti si dice grazie perché grazie a Expo Cook io ho salvato quando un'azienda. Ancora ci si poteva baciare. Ma noi torneremo, dottor Fontana, noi torneremo a baciarci ed abbracciarci, anche perché tra l'altro è una delle caratteristiche che distingue noi siciliani per quello che è proprio il passaggio delle emozioni anche fisicamente, quindi avverrà prestissimo. Assolutamente. Ma sì, ma ci torneremo quando un imprenditore viene a ringraziarti perché comunque hai salvato un'azienda, io credo che soddisfazione più grande di questa non puoi avere, cioè ti rendi conto, ti viene a dire guarda, tu hai salvato un'azienda con 10 famiglie, perché noi prima di partecipare, non adesso perché Expo Cook, attenzione, fa il miracolo, ma perché avevamo delle difficoltà, venendo a Expo Cook hanno avuto una platea di operatori del settore che hanno conosciuto quella realtà che magari aveva delle difficoltà ad emergere, a farsi conoscere, e da lì hanno cominciato a mandare ordini, a fare ordini, a prendere contatti. Insomma, quelle sono le soddisfazioni. Alla fine, ecco, l'importanza di una fiera è quella, quando poi tutti gli espositori vanno via felici e contenti. Sta di fatto che in 4 anni abbiamo sempre... Sì, io volevo un attimino interromperla perché ci sono dei messaggi che sono anche arrivati adesso e sono naturalmente anche per voi. Innanzitutto c'è il buongiorno che arriva dai nostri amici che sapete ci seguono non solo amici siciliani, ma ci seguono anche dal mondo. Abbiamo per esempio John Blandi che ci segue, un siciliano che vive a New York e ci sta seguendo e dà a voi il buongiorno e il benvenuto. Salvatore Armanno, Amalia Lopinto, Salvo Damiano, Anna Coccia, Maurizio Bologna, Chiara Seidita scrive: buongiorno, complimenti alla bella realtà di Expo Cook, veramente un riferimento al sud. Sono convinta che può nascere tanta sinergia con Io Compro Siciliano. Questa è una delle nostre amiche che fa parte di Io Compro Siciliano, perché è un po' quello che dicevo io poc'anzi, è il fatto di immaginare che fra aziende... È naturale, Katiuska, ma è naturale che, dico, perché poi voglio dire, Io Compro Siciliano viene da un'idea di vostra, di Davide, di Caravello, con il quale c'è un'amicizia che ci lega da tanto, quindi a prescindere è una cosa naturale, perché comunque lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo, ecco, quello di dare veramente risalto, di dare visibilità alle aziende siciliane. Adesso, ripeto, noi a Expo Cook quest'anno, ma l'abbiamo sempre fatto ogni anno, abbiamo creato un padiglione interamente dedicato all'eccellenza siciliana. E credimi, non voglio dire qualcosa e poi sai, alle volte uno, però è stato un qualcosa in cui noi abbiamo creduto e abbiamo investito dei soldi, perché noi facevamo, giusto così per saperlo, facevamo pagare come definirla, un ticket,
un prezzo sì, politico, proprio per venire sì, incontro, perché molti ci dicevano guarda, è una cosa bellissima, ma sai, in questo momento guarda, veramente abbiamo fatto una cosa veramente politica, chiamiamola così, per far sì che queste aziende potessero essere presenti, essere lì, partecipare. poi partecipare e dargli la visibilità. E anche loro, ripeto, alla fine ci hanno ringraziato perché nonostante tutto quello che è successo quest'anno, ce la siamo visti giusto al limite del Esatto, del lockdown, noi, per blocco. cui siamo stati fino a, infatti, noi dal 25 al 28 febbraio, quindi ti lascio immaginare, già c'erano i primi blocchi, al nord soprattutto, ma nonostante questo abbiamo avuto un'affluenza enorme, un'affluenza di persone che comunque erano interessate. Ecco, quest'anno magari sono mancate le persone che sarebbero venute per farsi la passeggiata o per vedere qualcosa di bello. Avevamo soltanto persone interessate, quindi operatori del settore che venivano lì a fare i loro contratti, a acquistare le loro attrezzature o fare il contatto con l'azienda poi di riferimento. Quindi gli operatori del settore, che poi ripeto sono quelli che alle Operatori del aziende settore. interessano. Continuano ad arrivare saluti per voi. Abbiamo Francesco Caravello e dice buongiorno popolo di siciliani, saluti a Fabio Shorty e a Big Fontana, che vorrei ricordare rappresenta la fonte di ispirazione di Aperitivo Social, sostituendo i nostri aperitivi brainstorming di idee e progetti. Elisabetta Abate vi saluta. Davide Morici dice buongiorno ai grandi imprenditori di Expo Cook, la Sicilia che vuole fare e che noi tutti di Io Compro Siciliano supportiamo con forza. Beh, dottor Fontana, mi sembra che, e devo dire, è anche stato argomento di conversazione di una nostra di un nostro precedente contatto proprio per quello che riguardava questo appuntamento oggi di Io Compro Siciliano Live con Expo Cook. Così come diceva adesso il dottor Shortino, ma lei lo diceva poc'anzi, è importante far comprendere davvero quanto opportunità, cioè eventi del genere o iniziative del genere, quindi mi riferisco a Expo Cook, mi riferisco a Io Compro Siciliano, quanto è importante cercare di comprendere che questi eventi o nella fattispecie il progetto Io Compro Siciliano diventano opportunità da saper cogliere, cioè quanto è importante anche l'approccio rispetto alle novità e l'approccio rispetto al fatto di comprendere che quando si è gruppo, ed ecco poi cosa significa essere rete, quando si è gruppo, quando si è in tanti, quando c'è il minimo comune denominatore che è quello di portare avanti il Made in Sicily, le nostre aziende, le nostre realtà, le nostre forze insieme, questo diventa carta vincente. Ne abbiamo parlato, mi piacerebbe che lei questo ce lo testimoniasse. No, ma indubbiamente Expo Cook come Io Compro Siciliano, ma addirittura mi spingo a dire che dietro questo lockdown, dietro questa emergenza Covid, noi dobbiamo prendere tutto questo come una grande opportunità. Noi siciliani effettivamente abbiamo tanti pregi, ma finora forse l'unico difetto è stato quello di non saper fare rete. Se dietro un'emergenza di questo tipo possiamo prendere coscienza che una voce comune, una sinergia comune, un entusiasmo nel cercare di promuovere tutto quello che di buono e di eccellente sappiamo fare, ci può veramente spingere lontano. Ma è un'opportunità che spero che questa volta non la falliamo, perché abbiamo molti occhi e molti riflettori puntati sulla Sicilia per tutto quello che può dare e lo possiamo fare soltanto con la consapevolezza di unirci, di fare rete e di non essere litigiosi o gelosi l'uno dell'altro, perché questo è sempre stato il limite di noi siciliani. Noi dobbiamo prenderci ad esempio, dobbiamo confrontarci, dobbiamo fare quanto più possibile unione per avere una voce comune. Quindi questo
penso che possa essere la sfida e l'opportunità del post-Covid-19. Volevo dire che, fra l'altro, leggendo un qualcosa su quello che è stato il lockdown e tutto quanto, laddove appunto la prima a fare il lockdown giustamente è stata la Cina, e poi da un periodo a questa parte riaprendo tutto e cose varie, riaprendo tutto praticamente ci sono stati degli incassi per quello che poi alla fine possono essere sia le aziende che gli esercenti, che erano da record. Perché? Perché hanno dato un nome ben preciso a questa forma di acquisti che si chiama la spesa della vendetta. Fra l'altro è la parola stessa lo dice, un po' come se un popolo si ribella ad una segregazione, ad un stare proprio chiusi, e quindi la prima cosa che può fare non appena tutto questo finisce è quello di uscire e casomai andarsi a comprare un gelato, andarsi a mangiare una pizza, o andare proprio soltanto per la voglia di ritornare a una vita. Quindi io sono molto fiducioso che non appena qui possiamo uscire, possiamo ritornare a una vita, l'economia di questa regione possa ritornare un po' a splendere, secondo me anche più di prima. E io la ringrazio perché questa ventata di positività è quella che deve accomunare tutti. Permettetemi ancora qualche messaggio e poi ritorno dalla dottor Ciortino. Allora, Umberto Bruno saluta, Enzo Morici buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Expo Cook, buongiorno al mondo di Io Compro Siciliano. Stefania Caccamo scrive: in Sicilia abbiamo tante risorse di imprenditori che fanno la differenza come quelli di oggi. Io Compro Siciliano deve essere attrattore di progetti da mettere in rete, deve essere facilitatore di risorse. Complimenti per quello che state facendo. Grazie Stefania. Elisabetta Abate dice: l'unione fa la forza e la differenza. Ancora Alessio Mattaffesi: perché non creare una piattaforma dove poter acquistare prodotti? E ancora buongiorno da Anna Timpanaro. Dottor Ciortino, torniamo ad Expo Cook ed entriamo a fare questa, abbiamo forse perso il dottor Ciortino. Mi sente? Sì, ecco. Allora, torniamo all'interno di Expo Cook e facciamo questa meravigliosa visita all'interno di Expo. Mi senti? Io la sento, lei ci sente? Forse dobbiamo... Mi senti? Sì? Catiuscia, mi senti? Sì? Okay. Benissimo. Dicevo sì. Ok, è un po' quello, ripeto, che noi ci siamo prefissati da sempre, devo dire. È chiaro che c'è una mentalità che si deve anche un attimino cambiare, perché dobbiamo dirla tutta. Noi siciliani, meridionali in generale, abbiamo anche una mentalità particolare, che però pian piano ecco, sta cambiando, stiamo riuscendo a far cambiare, se così possiamo metterla. Queste iniziative sicuramente sono positive, altro che sono positive, e anzi dovevano nascere forse 10-20 anni fa, dico stanno nascendo adesso, per cui tutto sommato va bene così. La cosa veramente che Dottor Ciortino, io la devo interrompere un attimo, mi perdoni, se la regia mi mette un attimo, la interrompo perché c'è un messaggio per voi. Buongiorno Katiuska e buongiorno agli ospiti. L'anno scorso ho partecipato da visitatore ad Expo Cook e mi sono divertita tantissimo. È stata un'opportunità per conoscere aziende siciliane di cui non immaginavo neanche l'esistenza. Sono tornata a casa consapevole di poter trovare proprio intorno a Sicilia, con Io Compro Siciliano e con iniziative come le vostre vinceremo. Io volevo ringraziare, grazie alla regia per questa sovraimpressione di questo messaggio. Abbiamo il dottor Ciortino in questo momento è fuori dalla nostra diretta. Dottor Fontana, io stavo dicendo poc'anzi, entriamo dentro Expo Cook e parliamo poi di questo meraviglioso. Innanzitutto questo evento, che è un evento importante non solo per il Sud, perché è la più grande fiera di settore, ma devo dire che
sono tanti i paesi che partecipano, intendo anche europei e anche mondiali, che partecipano a questo evento, che attenzionano il vostro evento. Ma intanto, tralasciando per un attimo appunto le aziende che ne abbiamo avuto sia a carattere nazionale ma anche europeo, la forza dell'evento è stata anche appunto tutte le varie associazioni che noi da sempre abbiamo coinvolto. Quindi in un periodo dove i media e le televisioni promuovono molto giustamente gli chef e fanno molti programmi e tutto quanto, noi non abbiamo mai dimenticato di dare forza e voce per esempio all'associazione Amira, che ha un ruolo secondo me fondamentale in tutto quello che è il settore di sala, piuttosto che il Abbi Professional per quello che riguarda il mondo dei barman. Abbiamo curato aspetti che vanno sulla tendenza, e quindi la latte art con la Bergonzi e con la campionessa del mondo quest'anno abbiamo pure portato. Quindi l'attenzione viene anche da tutti questi mondi che magari usualmente tra di loro non si parlano, ma poi all'interno di Expo Cook si incontrano, e tante volte proprio la cosa curiosa è che nascono pure delle sinergie tra di loro, no? Un barman magari con uno chef possono prendere delle iniziative per fare delle cose assieme, e quindi diventa un punto di riferimento importante per tutto l'indotto. Tra l'altro, dottor Fontana, coinvolgere associazioni, varie appunto identità come quelle che lei poc'anzi citava, è importante, così come è importante poi anche chiamare giovani operatori, giovanissimi operatori, le scuole, quanto poi è importante. Per esempio, era un argomento che avrei voluto articolare con il professor Lipari, perché quanto è importante anche immaginare che in fiere di settore così importante, di rilievo sostanziale, sia chiamare giovani futuri professionisti del settore, tant'è vero che voi proprio coinvolgete la scuola, questi giovani ragazzi che hanno immediatamente contatto con questo mondo straordinario di settore legato ad Expo Cook. Sì, e lo fanno veramente con molto entusiasmo. Devo dire che sono i primi loro ad aspettare annualmente questo appuntamento, e lo fanno con entusiasmo, arrivano lì con la voglia di dare una mano, ognuno per quello che poi alla fine è la propria specializzazione, perché abbiamo le ragazze che si occupano di ospitalità e quindi stanno lì alla reception, alla registrazione, piuttosto che dei ragazzi di cucina che stanno a dare una mano sia per quello che riguarda i cookie show, ma anche per quello che riguarda la cucina del ristorante che noi ogni anno allestiamo lì all'interno della Fiera del Mediterraneo. Quindi i giovani apprezzano veramente molto questo tipo di evento, perché sanno benissimo che lì ci possono essere anche delle grandi opportunità per loro, e quindi per noi questo è anche un motivo d'orgoglio. Però lì entro su un settore che lo cura veramente un altro amico, che è Francesco Lipari, quindi docente dell'Istituto Pietro Piazza, laddove noi abbiamo sempre ringraziato, oltre che lui, anche il preside Vito Pecoraro. Me lo faccia citare, perché realmente è una persona splendida, che ci mette a disposizione delle risorse che veramente diventano fondamentali per una macchina da guerra come questo evento, no? Quindi spero che si possa collegare anche per un saluto Francesco Lipari, perché sicuramente lui potrebbe dare Dare un qualche notizia in contributo più.
personale. Dottor Fontana, io volevo continuare a salutare gli amici che stanno seguendo la nostra diretta. Domenico Scarano, saluti. Il Faraone Palermo, buongiorno. Bravissima Katiuska, la bella immagine della nostra amatissima Sicilia. Grazie di cuore per queste parole. Insieme ai tuoi ospiti, di grande impegno, con passione per continuare a realizzare il Made in Italy. L'ho scritto in inglese perché deve essere più mondiale che mai, come è giusto che sia. Grazie al nostro amico il Faraone Palermo, grazie per queste parole. Beh, noi quello, dottor Fontana, noi quello che, perché siamo quasi a chiusura dei lavori, noi quello che quotidianamente facciamo è cercare adesso sono quasi 172.000 amici che fanno parte del gruppo di Io Compro Siciliano, ma la vostra presenza oggi di grandi imprenditori, perché ripeto Expo Cook è veramente un importante appuntamento, direi più che nazionale ed internazionale, ma devo dire che la vostra testimonianza oggi per noi è grande motivo di ancora di più di slancio verso quello che poi è il messaggio nostro di Io Compro Siciliano, che è quello di creare questa grande squadra che possa andare avanti per il Made in Italy, così come diceva poc'anzi il nostro amico, che è quello di poter immaginare una nostra economia siciliana più forte da proiettare poi nel mondo. Volevo salutare tra l'altro una persona che non avevo citato, che è dal primo Expo Cook, che lavora con noi e che ha fatto veramente un grande lavoro, ed è un tuo collega. Lui è Roberto Oddo. Come Roberto, mio amico, Roberto assolutamente, Oddo, che grande. anche lui dal primo Expo Cook fino all'ultimo, quello di qualche settimana fa, svolge appunto un lavoro egregio ed enorme per la mole di cookie show che presenta, e per l'organizzazione che poi ci vuole anche sotto questo punto di vista. Quindi perdonami Ciccio, se magari mi introduco, perché anche ho capito c'è pure qualche problema tecnico. Adesso mi sentite? Ah, perfetto, sì. dottor Sciorpino, perfetto. Perfetto. Sì. No, volevo dire che chiaramente le persone a ringraziare sarebbero centinaia, perché dietro una macchina organizzativa come quella di Expo Cook potete immaginare quante persone ci lavorano. Però una cosa, volevo veramente un messaggio positivo, ecco, alla fine cerchiamo di essere positivi, una cosa che mi faceva piacere dire. Se Expo Cook in 4 anni ha avuto l'attenzione di veramente centinaia di aziende da tutta Italia, ma quest'anno ne avevamo aziende che venivano dal Canada, dalla Francia, dalla Germania e una dalla Spagna, vuol dire che comunque la Sicilia o comunque il mercato siciliano è importante, per queste aziende è vitale, si può dire. Per cui il messaggio è questo: queste aziende vedono nel mercato siciliano un'enormità di possibilità lavorative, di fare business e quant'altro. Se i primi noi cominciamo a capire che abbiamo questa grazia del Signore, ci ha dato appunto il mare, la terra, i prodotti, il sole, che fa sì che tutto ciò poi dobbiamo essere bravi e intelligenti a saperli sfruttare, a saperci proporre e prospettare alle aziende straniere, perché comunque il Made in Sicily, come dicevi tu, è qualcosa che tira tanto. Adesso in questi periodi, così come in tutte le guerre, bisogna prendere le cose positive. Ritengo che ci sia la potenzialità e la possibilità che molte aziende siciliane possano approfittare di questo periodo per crescere e per presentare i loro prodotti al mercato internazionale. Quello di fare rete, ripeto, è un qualcosa che è nato Facebook, così come è nato come Io Compro Siciliano, quindi è nel DNA nostro, quello appunto di darsi e dare la possibilità a queste aziende di potersi affacciare a un mercato enorme. Se tutti quanti, io poco fa parlavo di mentalità, se ecco appunto riusciamo ad avere quell'intelligenza, quella serenità tra aziende stesse, sai, perché io ho affrontato delle situazioni allucinanti, che siano le aziende ma che siano anche le associazioni. Io mi ricordo il primo anno quando mi dicevano: se c'è quell'associazione noi non veniamo.
E noi lì siamo stati bravi a dire: senti, se vuoi venire, vieni, perché Expo Cook è la casa di tutti. Oggi sono tutti presenti. Quindi voglio dire, se cominciamo anche a cambiare un po' la mentalità nostra, di tutti, secondo me possiamo solo trarre dei benefici, possiamo solo trarre qualcosa che può portare il bene alla Sicilia, alle aziende siciliane, all'imprenditoria siciliana, che chiaramente in questo periodo è chiaro, così come tutto il mondo, così come tutta Italia, ancora più noi che già partivamo un attimino, diciamo, azzoppati, è chiaro che siamo in un periodo veramente particolare e difficoltoso. Però se abbiamo la bravura, la capacità di prendere il meglio di tutti noi, delle nostre capacità, delle nostre aziende, io guarda, sono uno di quelli che mi prendevano per pazzo quando già 4 anni fa, ma fino all'ultima volta, parlando con l'assessore al turismo, parlando con tutti i politici di riferimento, dal presidente della regione a tutti quanti, al sindaco, sostenevo il fatto che va bene che la Sicilia sia presente in tutte le fiere del mondo, perché comunque è un bigliettino da visita, ma dobbiamo essere bravi a portare il mondo in Sicilia, perché quando noi abbiamo fatto questo abbiamo fatto non una ma 5 cose. Gli abbiamo fatto conoscere la Sicilia, gli abbiamo fatto conoscere la nostra storia, gli abbiamo fatto conoscere il nostro patrimonio artistico, gli abbiamo fatto conoscere le nostre aziende e le portiamo direttamente dentro le nostre aziende a fargli conoscere, vedete come facciamo il nostro prodotto. Quando abbiamo fatto questo abbiamo fatto 5 cose in una. Sai come mi rispondevano tutti, credimi tutti? Hai ragione. Sì, ho capito, ho ragione, però vediamo di questa ragione farla diventare una realtà. Quindi noi stiamo lavorando adesso, la mission del prossimo Expo Cook sarà, visto che ormai, diciamo, le aziende siciliane le abbiamo portate, le aziende nazionali le abbiamo convinte, le aziende straniere le abbiamo portate, la mission del prossimo Expo Cook sarà quella di portare i buyer, gli imprenditori di tutto il mondo a vedere Expo Cook, ma non perché Expo Cook sia adesso veramente il SIGEP, non lo sarà mai né il SIGEP né il nostro né nulla, ma diamo la possibilità a questi imprenditori di venirsi a fare 3 giorni, un weekend a Palermo, e in quel weekend avere la possibilità di conoscere le realtà come quelle delle aziende siciliane, che credimi poi destano curiosità e interesse, ma li abbiamo portati a vedere la Sicilia, a conoscere la Sicilia, a vedere il nostro patrimonio artistico, monumentale, il nostro sole, il nostro mare, che poi te lo ritrovi, cioè fai con una cosa, fai qualcosa che ti ritorna, perché poi quell'imprenditore tornerà con la sua famiglia, tornerà con i suoi amici a fare le vacanze a Palermo. Quindi se si ha questa intelligenza, questa capacità imprenditoriale di anche investire, che sia la regione, che sia il comune, che sia tutti quanti, in qualcosa del genere, perché ripeto, se tu dai agli imprenditori l'interesse, un motivo almeno per venire, perché andiamo a Rimini? Perché c'è il SIGEP, la fiera più importante del mondo della gelateria. E diciamo che noi in Sicilia di motivi ne abbiamo tanti, no? Capito? Ma se Rimini, una città con 200.000 abitanti, riesce ad avere il SIGEP che ti porta milioni di visitatori, perché Palermo, che veramente abbiamo forse riperso no, eccolo. Miliardi di cose da offrire, perché non possiamo far sì di portare gli imprenditori di tutto il mondo a Palermo? Ripeto, questa è la nostra mission, speriamo di riuscirci. Chiaramente, come dici tu, soli si può fare. Dottor Shortino, forse è riuscito proprio a portare a termine il discorso, ecco qui la rendiamo nuovamente. C'è qualche problema anche tecnico, mi rendo conto alle volte. Quindi se no, però rete, è arrivato perfettamente a fare rete, riusciamo in questo miracolo. Io noi la ringrazio veramente, dottor... perché comunque anche voi avete dato voce a noi, a Expo Cook, a quello che abbiamo fatto, e che dire, tanti auguri intanto per questa nuova esperienza, questo nuovo progetto di Io Compro Siciliano, che è qualcosa che è veramente di bello, da una realtà che è nata così e subito è diventata importante, per cui credo che ci siano tutti i presupposti per unire le nostre forze e far sì di crescere ancora di più tutti insieme. Questo è l'augurio che vi faccio e l'augurio che faccio a voi. Grazie. Tra l'altro c'è una nostra amica che dice: bravo il dottor Shortino, sono una piccola produttrice di olio, dobbiamo investire in noi stessi, sinergie e responsabilità imprenditoriale, essere uniti e non disperdere energie, siamo tutti parte di un unico progetto che è in Sicilia. Tra l'altro, dottor Fontana, poc'anzi Fabio Shortino ci diceva
che poi creare eventi, creare iniziative, creare progetti del genere investono tutto il territorio, perché significa fare accoglienza, fare conoscere il nostro territorio, fare lavorare le strutture alberghiere, le strutture ex alberghiere, fare conoscere i nostri prodotti, le nostre aziende, quindi diventa veramente una testimonianza di economia non solo locale ma veramente totale. Siamo alla chiusura dei lavori, dottor Fontana, un ultimo intervento, a lei la parola. No, l'intervento che farò, avendo già parlato abbondantemente di Expo Cook, sarà quello di farvi i miei migliori in bocca al lupo per il progetto Io Compro Siciliano. È un progetto ambizioso, vi ha quasi investito per quello che sono i numeri che state facendo. Quindi lì ci vorrà veramente molta organizzazione, molta riflessione e credo che nella persona di Carabello, di Davide Morici, E di Giuseppe Giorgianni. conosco un po' meno Giorgianni, però appunto credo che ognuno di loro abbiano un ruolo ben preciso, un po' come quello che facciamo noi in Expo Cook, e quello è fondamentale. Quindi niente, in bocca al lupo, grazie dell'opportunità, grazie di aver pensato di parlare del nostro evento, e credo che qualora ci Non possano si essere poteva non farlo. qualora ci possano essere le condizioni per fare sinergia, noi siamo con voi assolutamente. Allora, se Quindi io l'avessi bene qua, così. dottor Fontana, le darei un abbraccio su questa sua ultima affermazione, Grazie. perché pensi, quello che voleva essere proprio il mio ultimo intervento era proprio quello di chiederle, fra realtà così importanti, Expo Cook è un punto di riferimento, come diceva lei, noi abbiamo la gioia ogni giorno di confermare questo consenso da parte di tanti amici che adesso fanno parte di Io Compro Siciliano, quindi la mia domanda voleva proprio essere, chissà proprio una bella sinergia fra noi per mettere insieme le nostre forze. Un ultimo messaggio arriva da John Blandi da New York. Gli imprenditori siciliani dovrebbero unirsi in un consorzio e lavorare insieme e sviluppare il marketing dei prodotti siciliani nel mondo, che sarebbe molto più forte che una singola impresa. Grazie anche da New York il nostro amico John Blandi. Beh, io dottor Fontana, sa, abbiamo anche aumentato il nostro palinsesto proprio per quello che riguarda il mondo del cibo, dei percorsi esperienziali, della conoscenza del territorio. Noi proprio al sabato alle 14:30 abbiamo inserito in palinsesto un programma che Io Compro Siciliano Chef, condotto da Alessia Smile Food. Lei è una meravigliosa presentatrice di quelle che sono le nostre pietanze, i nostri prodotti, i nostri piatti tradizionali, e lei è un'ambasciatrice proprio della cucina siciliana nel mondo, quindi è questo proprio il valore che diamo alle aziende che presentano tutto quello che riguarda la parte enogastronomica. E poi come sempre abbiamo l'appuntamento delle 18 con Francesco Caravello, che è appunto aperitivo social, la conosce bene. Noi diciamo ai nostri amici di, mi raccomando, scrivere le vostre informazioni sulle aziende sul form di presentazione vostro, che troverete sia sulla pagina che sul gruppo. Beh, io, dottor Fontana, termino ogni mio appuntamento in questo modo. Chiedo agli ospiti, ecco qui il dottor Ciorpino capita a pennello, di avvicinarsi alla camera e insieme a noi. Innanzitutto io vi ringrazio, grazie a voi, grazie al Grazie a dottor voi. Fontana, grazie al dottor Cioppino, grazie al professor Lipari. Purtroppo non siamo riusciti a collegarci con lui, ma voi siete i tre grandi organizzatori di Expo Cook, per cui grazie, e noi saremo lì con voi ad assistere a questo meraviglioso evento che organizzate. Ma adesso noi chiudiamo dicendo insieme: io compro compro siciliano.
siciliano. Assolutamente siciliano. Assolutamente spero che sì. veramente Viva la Sicilia! tutti quanti lo capiscano, che abbiamo delle potenziali enormi, li sfruttiamole, diamo aiuto a questi imprenditori siciliani che veramente ne hanno bisogno più che mai in questo momento. Quindi io compro siciliano assolutamente. Io compro siciliano, grazie. Io compro siciliano, grazie a voi. Grazie, grazie. Salve, e mi raccomando, poi a Expo Cook tutti presenti per il prossimo anno. Assolutamente sì. Sarà un evento stellare, dopo garantisco, sarà un evento stellare. Il prossimo anno ci rifaremo anche di questo. Ciao e grazie ancora. Grazie. Arrivederci amici, mi raccomando, ore 18, aperitivo social con Francesco Caravello e noi ci vediamo domani. Ciao!